19 anni di berlusconismo hanno portato l'Italia ad una grave crisi economica, dove i deboli sono sempre più deboli e i ricchi più ricchi, dove l'istruzione sta diventando un privilegio più che un diritto, dove i giovani fanno strada se conoscono qualcuno, non se hanno competenze e talento. Noi crediamo in un'Italia diversa. Crediamo in un paese solidale, dove nessuno resta indietro, dove i nuovi nati sono cittadini con diritti e con doveri. Crediamo in un paese dove si investe nella ricerca e nell'innovazione, dove la scuola è il luogo in cui si realizzano i sogni dei giovani. Noi vi abbiamo detto la verità quando altri raccontavano favole, quando ci dicevano che andava tutto bene e i ristoranti erano sempre pieni. Noi abbiamo creduto nell'Italia e nel Veneto, quando Berlusconi e la Lega promettevano la luna, per poi lasciarci un paese più povero ed instabile. Crediamo nell'Italia. L'Italia che combatte le ingiustizie, le criminalità, l'Italia che rispetta le leggi e i diritti di tutti. L'Italia di chi si alza presto al mattino per lavorare e mantenere la propria famiglia. L'Italia di chi investe rischiando e dà lavoro a centinaia di persone. Crediamo in un'Italia dove uomini e donne hanno pari opportunità, un paese con più asili nido e più opportunità per le giovani mamme. Crediamo in un'Italia dove il lavoro diventa la possibilità che abbiamo di cambiare le nostre vite e non solo un mezzo per sopravvivere, dove l'occupazione femminile e giovanile torna a livelli civili. La priorità del nostro governo sarà il lavoro. Dobbiamo creare occupazione e tagliare il costo del lavoro per le imprese. Daremo ai nostri figli una scuola di qualità che permetta loro di costruirsi un futuro più solido e sereno. Vi chiediamo di credere in noi. Il 24 e 25 febbraio vota Partito Democratico.